Si narra che in una fredda notte d'inverno i re magi Baldassar, Gaspar e Melchiorre fossero diretti a Betlemme per conoscere Gesù bambino, per portargli in dono oro, incenso e mirra. Non riuscendo a trovare la strada, i re magi chiesero informazioni bussando alla casa di una vecchietta. Ottenute le informazioni, le chiesero di unirsi a loro per andare a rendere omaggio al bambino Gesù, ma l'anziana signora si rifiutò. Da quel giorno si racconta che ogni anno, in quella notte, la vecchina faccia il giro del mondo, passando di casa in casa a portare i doni ai bambini per farsi perdonare. La tradizione vuole che Befana sia il suo nome e che venga di notte, con le scarpe tutte rotte. Se è vero che a Novinta Padovana, anno dopo anno, si fa spazio alle cose vecchie per quelle nuove, bruciandole, lo chiediamo al nostro sindaco Marcello Bano. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, buongiorno ai telespettatori. Si dice che l'Epifania tutte le feste porta via, ma con una grande festa. Certo, una grandissima festa. Noi siamo una delle 2 Befane che saranno bruciate nella giornata di oggi, quindi coraggiosi. Tra l'altro c'è anche uno spettacolo meraviglioso con la compagnia del Lord Allegri. Sono 3.000 anni che bruciamo le vecchie. Perché si dice che bruciando la Befana si fa spazio alle cose nuove. Le cose nuove qui a Noventa in arrivo sono veramente tante per il 2024. No, ne abbiamo tantissime in cantiere. Noi ci tenevamo particolarmente però a portare avanti questa tradizione, perché qua ha ragione il presidente Zaia a dire che piuttosto che venga persa una tradizione è meglio che bruci un paese, paradossalmente. Alle nostre spalle tanta gente, come ogni anno, sì, perché qui il divertimento è assicurato per grandi e per bambini con un fornito programma oggi. Assolutamente sì, incominciamo con la compagnia del Lord Allegri che farà uno spettacolo col fuoco. Andremo avanti con il vin brûlé, il prosecco e la cioccolata, la distribuzione delle calze, dopodiché i saluti e alla fine bruceremo il falò con la nostra Befana. Naturalmente la Befana girerà qua in cerca di tutti i bambini buoni, naturalmente anche bambini di quelli cattivi. Sì, io l'ho vista con le calze, con le caramelle, ma l'ho vista anche con il carbone. Cosa dite? Andiamo in cerca della Befana? Sì, ma non solo, anche della cioccolata calda, del vin brûlé, la Proloco. Dov'è questo banchetto della Proloco? Lo andiamo a cercare. Andiamo a cercarlo, ma non dimentichiamo i commercianti che si sono offerti, l'associazione Open Mind che ha offerto le calze, il vino, la cioccolata e tutto quanto. Andiamo a vedere. Un evento molto sentito questo, ma si parte per tempo a programmarlo. Certo, Sembra semplice, facile, ma non lo è. Non lo è, bisogna partire. Partiamo anche dall'anno scorso a raccogliere addirittura le fascine, metterle da parte. Eccetera. Quindi si raccolgono le fascine. Cosa sono le fascine? Le fascine sono quei pezzi di legno che dovrebbero bruciare molto più facilmente. Quindi servono per il rogo, per la Befana. La tradizione della Proloco, che segue da tanti anni la Befana, porta sempre le calze in omaggio ai bambini, quindi tutti i bambini che vengono qui prendono la loro calzetta, insomma. Ecco. Ma non solo questo, c'è qualcosa anche per i grandi. C'è qualcosa anche per i grandi, che si tratta di cioccolata, panettoni, pandoro, quelle cose così, diciamo, del vizio delle feste natalizie e che comunque aiutano un po' la serata, così, insomma, ecco, riscaldano un pochettino. Sindaco, l'importanza delle associazioni per il comune di Noventa Padovana. Sono fondamentali, sono la linfa vitale del nostro comune. Quindi grazie alla Proloco, grazie all'associazione dei commercianti, veramente di cuore, e un ringraziamento all'Anamito in particolare. Sì, perché si pensa che solo la Proloco faccia qualcosa, invece no, non è vero, il volontariato parte anche dai commercianti, sì, qui si mettono in gioco in prima persona. Certo, vince la squadra, non vince il singolo ma vince sempre la squadra. E squadra che vince non si cambia. Non si cambia.
eccomi con Nicola Canistracci, vice sindaco. Buongiorno Nicola, buonasera. Le tradizioni qui si sentono ancora fortissime in questa terra, poi oggi si respira questa atmosfera particolare, sì, la Befana, io l'ho trovata prima in mezzo a quegli alberi. Assolutamente. È venuta a casa tua la Befana? È venuta a casa nostra, noi manteniamo le tradizioni seppur la giornata non sia delle migliori, però abbiamo voluto puntare moltissimo in questo perché fin da quando ero bambino i miei genitori mi portavano appunto a vedere il falò della Befana, quindi come amministrazione abbiamo deciso di continuare. E quindi tanti bambini qui a ricevere soprattutto la calza. Assolutamente. Ma abbiamo anche la Befana in persona. Questa è una chicca nel comune di Noventa Padovana, non poteva mancare, oltre al falò c'è fisicamente la Befana tra di noi. Tornando all'origine della Befana, essa potrebbe essere da ricondurre a dei riti propiziatori pagani, connessi ai cicli stagionali legati all'agricoltura. Tali riti giunsero sino agli antichi romani, i quali nella 12ª notte dopo il solstizio invernale celebravano la morte e la rinascita della natura. In queste 12 notti, secondo la leggenda, si verificava un avvenimento molto particolare, ovvero i campi coltivati venivano sorvolati da figure femminili. Allora bambini, avete trovato la Befana? Sì. E cosa vi ha consegnato? Una calza. E me la fate vedere? Sì. Ma è arrivata anche stanotte? Sì. L'avete sentita? Cosa avete preparato per la Befana? I mandarini? Niente, perché a me non è venuta. Non è venuta? Ma a nessuno ha portato il carbone? A me sì. A me sì. La mia mamma, mio papà ha comprato la calza e ho trovato il carbone di mangiarlo. Anche a te il carbone? Allora siete stati un po' birichini. Ma anche la caramelle. Ho avuto anche i marshmallow. E anche la gelatina. Un'altra ipotesi associa alla figura della Befana un'antica festa romana che si svolgeva sempre in inverno in onore di Giano e Strenia. Durante questa festa era usanza scambiarsi dei doni. È possibile descrivere la Befana? Sì, certo. Lei viaggia su una scopa la notte tra il 5 e il 6 gennaio, indossa una gonna lunga, lisa e rattoppata, spesso porta il grembiule e ai piedi porta calzettoni pesanti. Sulle sue spalle porta uno scialle pesante e colorato, mentre sulla testa fa capolino uno sciarpone annodato sotto il mento. Sulla sua schiena un cesto di paglia con tutti i doni, caramelle per i bambini buoni e anche carbone per quelli più birichini. Siamo pronti per dar fuoco alla Befana, è vero. E quindi la cultura del fuoco risale alla notte dei tempi. Certo, perché si bruciava la Befana per lasciare alle spalle tutto quello che non andava bene e partire con il rito propiziatorio per il nuovo anno. C'è un detto che è anche favie a ponente, panocce niente, favie a levante, panocce tante. Sindaco, una Befana veramente alta. Sì, veramente bagnata. Veramente bagnata, ma veramente grande, perché i nostri progetti sono tanti e sono alti. Assolutamente sì, è una Befana che abbiamo fortemente voluto, in continuità con la tradizione, quindi anche sotto la pioggia è una delle rarissime Befane che sono state fatte nella provincia di Padova. Ce ne sono due, una è qua a Noventa. Certo. Possiamo dire questa sera Befana bagnata, Befana fortunata, che sia un anno fortunato. Sarà un grandissimo anno per Noventa Padova. Ed eccoci con il nostro artista di strada, sì, un artista di strada che lavora con il fuoco. Cosa vuol dire lavorare con il fuoco? Perché questo rito propiziatorio? Vuol dire connettersi con uno degli elementi più significativi della tradizione che accompagna tutti i momenti di festa e tutti i momenti di passaggio dalla notte dei tempi, dai riti pagani fino alle ritualità cristiane, fino ai giorni del Medioevo e poi ai giorni nostri. È arrivato il fuoco. È il fuoco che brucia e il fuoco che vivifica, quindi che trasforma. Tutte le feste, l'Epifania è una delle feste antichissime, c'è il segno del fuoco. E quindi tutti adoravano il fuoco all'inizio, dalla preistoria fino ai giorni nostri,
questo Il fuoco che è un elemento fondamentale di rinnovamento e di vita. Ho visto prima il vostro spettacolo, uno spettacolo particolare, veramente sembravano dei riti propiziatori, cioè non sono riti fatti a caso, no, voi avete una vostra storia, sono studiati. Sono studiati, è una danza con strumenti diversi che però appunto mettono in primo piano sempre questo elemento fuoco nelle sue diverse accezioni per propiziare, esatto. Per l'inizio propiziare le cose è la buone. fine della festa, oggi l'Epifania è la fine di una festa, ma è l'inizio in realtà poi del carnevale, della stagione del carnevale, quindi è sempre un rinnovamento di momenti di festa e momenti di pausa. Lasciamo a Noventa la Befana e il suo mistero. Quello che è certo è che anche noi questa sera siamo tornati tutti bambini per credere nelle cose buone di un tempo, sì, di ieri, di oggi e di domani. E grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari. Buona serata.